Bentornati a tutti alla Cittadella, io sono Matt Kerus, con me ci sono Francesco Borgonovo e Massimo Salvati. E dunque l'antifascismo può arrivare anche ad uccidere. Nei giorni scorsi è successa una tragedia. A Lione un ragazzo di 23 anni, Quentin, è stato massacrato a calci e pugni in strada e non ce l'ha fatta. È morto in ospedale dopo 2 giorni di agonia per un trauma cranico devastante. Lui era lì per proteggere un gruppo di ragazze del collettivo femminista identitario Nemesis che manifestavano pacificamente contro una conferenza e si è trovato accerchiato da un gruppo di estremisti di sinistra e Quentin è stato quindi preso a calci e pugni, è stato messo a terra e anche una volta insomma finito inerme, il gruppo non si è ritirato, ha continuato l'orrore. E ciò che fa molta rabbia di questa vicenda sono, 2 punti principali. Il primo: non si può morire, nel 2026 per avere idee politiche diverse, mentre purtroppo oggi c'è qualcuno che invece legittima la violenza perché si sente moralmente superiore agli altri. Punto numero 2: la maggior parte dei giornali e dei media italiani non ne parla assolutamente e dunque lo facciamo noi, perché a noi piace invece raccontare tutta la storia. E dunque oggi a discutere dell'episodio è presente Astrid, responsabile del collettivo Nemesis Italia, e con noi anche Luca Venier, influencer. E dunque Astrid, spiegaci bene che cos'è successo quel giorno dell'aggressione, come sono andati i fatti, cosa stavate facendo voi femministe del collettivo Nemesis quella giornata e perché un gruppo di antagonisti di estrema sinistra ha deciso ad un certo punto di commettere questo crimine. Astrid. Allora noi siamo venuti, con lo striscione che era per, denunciare la venuta di Rima Hassan, eurodeputata, francese, all'Università di Scienze Politiche. Noi è vero che, condanniamo, tanto il fatto che la sinistra, ci ha messo in questa posizione oggi di insicurezza, nelle strade, nei trasporti pubblici, perché noi facciamo il legame tra immigrazione e violenze sessuali. E quindi le ragazze sono venute con uno striscione pacificamente, erano un 5-6, che diceva islamo-sinistrosi fuori dall'università. È un tipo di azione che facciamo abbastanza spesso, perché pensiamo che non possiamo lasciare né la strada, né l'università, né i meeting, né le proteste, alla sinistra. Pensiamo che in una democrazia, si possono anche scontrare idee, differenti senza arrivare, per forza a ammazzare un ragazzo di 23 anni. Purtroppo, le ragazze, essendo state malmenate a un volantinaggio poco fa, hanno deciso di chiedere aiuto ad amici, ma erano, cioè praticamente erano a una via parallela, ma non erano manco così vicini, erano lì in caso di estrema violenza, per uscire le ragazze di una situazione, troppo pericolosa. Gli ordini erano semplici, erano: "Se vedete che siamo a terra, che non riusciamo a uscire perché ci hanno incerchiato o qualcosa, fateci uscire, basta. Non niente violenze, fateci uscire." Però abbiamo saputo dopo, perché abbiamo visto quindi le immagini di una ragazza nostra a terra, che ha finito all'ospedale, perché sì, c'è stato Quentin, ma c'è anche una ragazza nostra che ha finito all'ospedale e, quando ci hanno detto che c'erano questi ragazzi, ci siamo poste la domande: "Ma dove eravano?" E la risposta l'abbiamo saputa dopo, che gli antifascisti si erano spezzati in 2 gruppi, quelli che attaccavano le ragazze e quelli che attaccavano i ragazzi. Gli antifascisti avevano cercato se c'erano altre persone e hanno trovato i ragazzi ed è successo quasi un'imboscata. Sono arrivati con guanti rinforzati, lacrimogeni, sono arrivati e li hanno picchiati, sono arrivati a 30 i ragazzi che stavano qua per le ragazze, per proteggerle alla fine, erano, manco 15. Sono arrivati in almeno 30. Ehm, il confronto ha durato 7 minuti. 7 minuti di alta violenza. 7 minuti in cui sei in 15 contro 30, ci sono 2, per 1. E dopo un po', il gruppo si è spezzato perché, hanno cercato di fuggire davanti a tanta violenza, sono rimasti solo in 3, di cui Quentin.
per un bel momento e poi è rimasto solo Quentin. Però non ha fermato gli antifascisti che hanno continuato, mentre era incosciente a terra, a picchiarlo in testa con calci, con pugni. Ma la comunicazione quindi lì in Francia com'è stata? Nel senso, se n'è parlato sufficientemente? Perché qui in Italia effettivamente siamo davanti a un oblio totale di informazione, no, a parte, un paio di giornali che hanno speso qualche parola in merito però ecco, molti non sanno neanche di questa vicenda perché veramente nessuno ne sta parlando. Com'è la situazione in Francia? Beh, in Francia è come lo è da che noi Nemesis facciamo politica, che sminuiscono, minimizzano. E quindi abbiamo avuto tanti articoli che dicevano una rissa tra estremisti, violenze tra due gruppi. Però quando c'è un morto non puoi parlare di rissa. Legittima difesa abbiamo anche sentito per gli antifascisti che erano attaccati da estremisti. Il trattamento mediatico, cioè oggi abbiamo la fortuna di avere comunque media di destra che è abbastanza recenti, che abbiamo potuto usare per dare la nostra verità che è stata confermata sia dalle immagini che sono uscite, sia delle inchieste che non è una rissa, non è una cosa tra gang, tra piccoli gruppi, è un attacco armato di un gruppo di antifascisti. E quindi quelli che hanno sminuito oggi si ritrovano in una situazione molto difficile perché vai a spiegare che tu hai fatto un titolo dicendo che era solo una rissa tra due gruppetti mentre alla fine era un attacco dagli antifascisti. Allora io in merito alla vicenda vorrei sentire prima Francesco e poi Massimo e successivamente Luca. Vorrei sentire cosa ne pensa, insomma, Francesco anche sia da un punto di vista della comunicazione, in Italia da parte dei giornali e poi soprattutto proprio in merito a quanto accaduto, i fatti e quant'altro. Ma guarda, niente di inedito purtroppo, nel senso che noi sappiamo benissimo come funzionino certi gruppi antagonisti, sappiamo benissimo che hanno un'organizzazione paramilitare, con tanto di addestramento alla guerriglia, lo vediamo nelle piazze, nelle strade. Io non voglio fare quello che: "Oddio, signora mia, gli scontri di piazza sono tutti negativi." So benissimo che ci sono dei momenti, l'ho già detto altre volte, esistono situazioni di tensione, di scontro, per carità, però, dobbiamo anche ammettere quale sia la realtà, che cioè che c'è una parte di militanti che praticano la violenza come scopo politico, no, come obiettivo politico e come soprattutto come metodo di azione politica e la rivendicano. È successo in Italia, lo abbiamo visto con le questioni di Torino, con Askatasuna, di cui alcuni dirigenti hanno rivendicato le azioni violente che venivano così da cui la sinistra ufficiale apparentemente prendeva le distanze. E qui c'è il secondo tema, cioè c'è una vicinanza fra la sinistra istituzionale e questi gruppi. C'è in Francia con tutta evidenza, ma c'è anche in Italia. Ora, alla destra costantemente viene rimproverato, no, di essere vicina ai gruppi extraparlamentari, identitari, nazionalisti e quant'altro. Posto che non si è mai visto un gruppo di destra fare cose di questo genere, nemmeno paragonabili, ehm, non c'è niente di male a essere legato a un gruppo anche, diciamo così, un po' più radicale, però bisogna di nuovo anche qui essere onesti, no? Bisogna che si riconosca che c'è gente che fa si presentano come i buoni, quelli giusti, quelli che condannano la violenza, poi nei fatti supportano tutto questo mondo di antagonisti picchiatori. E infine c'è l'aspetto mediatico della faccenda. L'aspetto mediatico è che uccidere un fascista non è reato, ma è così dagli anni '70 e così ancora adesso, no, quando uccidono Charlie Kirk e gli sparano, ma vabbè, allora si dice che prima dicono che non è che è stato un altro fascista a ucciderlo, no, perché si dice: "Charlie Kirk è un fascista, è ucciso da un altro fascista." Quindi non può essere ma il manifesto fece un titolo: "La violenza è sempre fascista." Poi si cercano poi dopo quando insomma questa tesi non è poi sostenibile, allora si cercano altre motivazioni e si dice: ma in fondo se l'è andata a cercare." E guardate qui con Quentin, la rissa, no, ma in fondo sai faceva parte
del servizio d'ordine di Nemesis, come dire, era un picchiatore, uno che stava in mezzo alle cose, quindi un po' anche lì se n'è andata a cercare. Quando queste scuse non reggono, semplicemente non se ne parla. A me non piace fare i se e i ma, però lo sappiamo tutti a che cosa oggi andremo incontro se fossero stati dei militanti di destra a uccidere un antagonista. Sappiamo tutti quanti che cosa ci sarebbe oggi sui giornali italiani, nelle televisioni, ne parlerebbero in tutto il mondo, editoriali indignati, inchieste su inchieste sulla galassia nera. Su questa storia qua nessuno farà niente, si dirà che è morto un picchiatore fascista e chi se ne frega. Ma già lo stanno dicendo, eh? Già lo stanno dicendo. Se noi andiamo a leggere, per esempio, no, l'evidente doppiopesismo mediatico di certi giornali, no? Che quando, per esempio, deve etichettare questo ragazzo che è stato brutalmente ucciso da degli antifascisti, ha scritto esponente di estrema destra di un collettivo identitario. Quando invece si parla di militante di Askatasuna che picchia un poliziotto, lo prende a martellate in testa, scrivono la famiglia ha detto che era un bravo ragazzo, studente universitario, e cercano di difenderlo in tutti i modi. Cioè c'è un evidente doppio pesismo all'interno del nostro sistema, perché non è assolutamente possibile che esistano violenze di serie A e violenze di serie B, e lo vediamo nel caso recente, per esempio, dove 12 militanti di Casa Pound sono stati condannati 8 anni dopo i fatti. I giornali hanno iniziato a scrivere poi che sono stati condannati per ricostituzione del PNF, alcuni dicono che non è vero, adesso questa faccenda non l'ho neanche capita, ma 7 di loro sono stati condannati per aggressione a 2 anni. E allora io dico, no? Ma perché questi vengono condannati per aggressione e quelli che hanno picchiato i poliziotti a Torino, ad Askatasuna, vengono rilasciati dopo 3 giorni? Cioè, Ma c'è un evidente doppiopesismo qua. no, posso dire, magari anche questi qua verranno poi condannati. Ogni vicenda è a sé, io sto attento a fare queste cose, però c'è un'evidenza qui. Allora, quelli di Casa Pound, uno va a vedere aggressione, sì, dimentica, se legge quelle carte, io non voglio giustificare niente, tutti fanno gli errori, per carità, però se uno va a vedere scopre che quelli li sono andati a cercare. Ma lo Cioè, so, ma certo c'è che è una così. cosa, poi dopo è chiaro che ci sono sempre dei limiti, no, di legge che uno si deve fermare a un certo punto, però chi è che dà il via a tutto lo scatenarsi della violenza anche in quel caso e non se ne tiene minimamente conto? Cioè c'è un'evidente disparità nel giudizio e c'è un'evidente disparità nel racconto dei media, no? Perché posto che secondo me è una scemenza proprio atomica che qualcuno oggi voglia ricostituire il partito fascista, è proprio una cazzata, scusate, di proporzioni galattiche, cioè non c'è nessuno al mondo che vuole fare questa roba qui, se non forse insomma qualche ottantenne che va a mangiare le tagliatelle al nero. Questo è il punto, c'è un'evidente disparità, io ne sono totalmente convinto e costantemente sentiamo questo martellare sul pericolo fascista, tant'è che si fatica pure a credere quando si dice ma quelli di sinistra fanno... non hanno la stessa, non hanno la stessa cattiva fama. Cioè se Beh, voi io andate in giro... io penso, Francesco, che purtroppo abbiano fatto un ottimo lavoro i politici, gli intellettuali, no, a gridare a questo allarme fascismo, perché hanno costruito una base solida per effettivamente dar sempre la colpa alla destra, per deumanizzare le persone che votano a destra, le persone che hanno un pensiero politico differente da quello di sinistra. E quindi credo che nel corso del tempo, nel corso degli anni, quando hanno continuato a fare questa propaganda, hanno trovato un punto, un pulsante che funziona molto bene quando lo si preme. La parola antifascismo funziona, quindi il grido al fascismo e quant'altro, e purtroppo molti ragazzi giovani ormai sono condizionati da questo. Io mi ritrovo spessissimo a parlare con giovanissimi, coetanei di Massimo, Luca, ed effettivamente tra tantissimi c'è questo pensiero, no, che la destra, la Meloni sia fascista, e anche solo avere un pensiero come, so, la remigrazione è un pensiero fascista.
Però sono persone che poi magari quando ci parli, no, quando parli di dati, ecco, mi immagino un Luca che dibatte con queste persone, visto che lui insomma il tema della migrazione lo tratta spessissimo, e poi queste persone a un certo punto non hanno niente, no, per cui argomentare, perché vivono di slogan, vivono di... Luca, qual è la tua esperienza in merito? Riscontri anche te tra i giovani questa, questa vicinanza, no, questa propaganda? Si sono lasciati influenzare? Assolutamente, ma non solo i giovani, ma in generale l'intera società civile. Io sono pienamente d'accordo con quello che è stato detto finora, però vorrei aggiungere un particolare che secondo me molti si dimenticano, ovvero che qua non stiamo parlando propriamente di una violenza di estrema sinistra contro magari un gruppo di estrema destra, non stiamo parlando solamente di antifascismo e quello che ne conviene, qua stiamo parlando del braccio armato di un paradigma, di un sistema che va avanti ormai da diversi decenni. Cioè, quello che voglio dire è che sì, possiamo farci tutte queste domande retoriche, sì, possiamo chiederci le solite, diciamo, possiamo puntare alle solite contraddizioni insite nella sinistra, come ah, ma se l'avesse fatto uno di estrema destra, chissà adesso i giornali, oppure come mai i giornali non trattano questo? La risposta è lì ed è palese. E io ne parlai in un video mesi fa per un altro episodio di un altro gruppo identitario, sempre francese, e questo è un episodio che probabilmente molti di quelli che mi guardano non ne sanno proprio per questo motivo che andrò a spiegare, di questo gruppo che aveva celebrato, aveva ricordato con una manifestazione il tragico episodio del Bataclan che era successo 10 anni prima. E molti di questo gruppo che era andato là a manifestare sono stati arrestati per quello che hanno fatto, per ovviamente islamofobia, i soliti motivi che già conosciamo. E questa è la manifestazione, seppur non è magari estrema o dà subito all'occhio come un omicidio, che è stato quello di Contant. Questo è lo stesso identico meccanismo, lo stesso identico risultato e va trattato allo stesso identico modo. Qua è chiaro che c'è un paradigma e c'è un consenso della società civile, un'egemonia culturale della sinistra che usa questi gruppi come bracci armati letteralmente e la gente sarà sorpresa a sapere quanti fondi anche pubblici vanno a finire nelle tasche di gruppi come questi, gruppi che magari non si sono macchiati con qualcosa di così orribile, ma che diciamo perpetrano la stessa identica ideologia, perpetrano lo stesso identico declino. E qui voglio anche fare una critica magari a quella che è diciamo la nostra fazione, perché finché non capiremo questo, finché non capiremo che la repressione degli intolleranti, no? la repressive tolerance appunto di Marcuse, di intellettuali di quel tipo, ma anche addirittura come parlai nel mio video di Popper, che molti considerano invece il fondatore quasi della tolleranza, del concetto di tolleranza. Popper stesso parlava di un'intolleranza contro gli intolleranti, dove ovviamente gli intolleranti sono definiti solo dalla loro fascia politica. Allo stesso identico modo noi dovremmo andare a recuperare un po' di quella coscienza anche di qual è la nostra fazione, per cosa noi davvero stiamo combattendo. Io non ci credo a questa dialettica che c'è un'estrema destra e c'è un'estrema sinistra e la violenza avviene solo in funzione di quelle due. C'è un paradigma, c'è un'egemonia della sinistra che giustifica o che minimizza addirittura o che caratterizza in questi modi davvero beceri episodi tragici come questo. Quindi no, dobbiamo cominciare a dire guardate, non è l'antifascismo degli antifascisti. Noi siamo quelli dalla parte del bene, noi siamo quelli dalla parte della civiltà europea che vogliono preservare le nostre genti, le nostre culture e la nostra storia, che vuole la prosperità dell'Europa e per estensione del mondo. Loro sono quelli che vogliono distruggerla. Noi siamo dalla parte del bene, loro sono dalla parte del male. E molti, anche dalla parte, diciamo, della destra, quella magari più liberale, no? C'è questa retorica in cui viene quasi demonizzato o viene, diciamo, non c'è lo stomaco di sopportare magari in un programma di deportazione americano come quello che ha istituito Trump, anche l'uccisione accidentale di due fanatici, di due fuori di testa svitati come lo erano ad esempio René Good o Alex Pretti. Mentre Luca, dalla parte di sinistra Mélenchon. hai fatto una disamina interessante. Noi però adesso ci dobbiamo fermare, ma riprendiamo tra pochissimo. Dopo però vorrei sentire le parole di Francesco su questo tema. Vorrei capire un attimo la sua posizione, se insomma è d'accordo o se vuole approfondire anche lui quanto hai appena detto. Noi ci fermiamo e torniamo tra pochissimo.
like the pine trees lining the winding road. I've got a name, I've got a name, like the singing bird and the croaking toad. I've got a name, I've got a name, and I carry it with me like my daddy did. But I'm living the dream that he kept here. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Like a north wind whistling down the sky, I've got a song, I've got a song. Like the whippoorwill and the babies cry, I've got a song, I've got a song. And I carry it with me and I sing it loud. If it gets me nowhere, I go there proud. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. And I'm gonna go there free. Like a fool I am and I'll always be. I've got a dream, I've got a dream. They can change their minds, but they can't change me. I've got a dream, I've got a dream. Oh, I know I could share it if you want me to. If you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Moving me down the highway, rolling me down the highway, moving ahead so life won't pass me by. Rieccoci qui, La Cittadella, Matt Caruso, Francesco Borgonovo, Massimo Salvati, Astrid, Luca Venier. E dunque, Francesco, io ero in attesa della tua risposta. Luca ha fatto una disamina interessante. Prego. Io rispondo a Luca dicendo che sono d'accordo, sono più vecchio e quindi più sfiduciato. Io non sono affatto un liberale per niente, sono libertario su certe cose, questo sì, ma ho molto timore però quando si fanno le distinzioni fra bene e male così assolute, non perché non penso che Luca abbia ragione, cioè in linea di principio è molto bello, no? Quando noi pensiamo alla parola destra in inglese è right, no? Che è anche giusto, è la via corretta. Lo sapevo. No, ma lo sapevi se avessi Perché letto il mio l'avresti libro detto. anni fa, l'avresti saputo anche prima. Ma c'è un motivo per cui la via della mano destra è quella corretta rispetto all'altra, no? Il punto è chi la interpreta. Io non ho dubbi che ci sia una distinzione, cioè non è uguale chi combatte per la disintegrazione di una cultura, di un mondo, dell'Occidente, per la fine di tutti i valori. Non si può scusate, non si può arrivare al relativismo per cui tutte le posizioni si equivalgono. Io in generale, come dire, io temo un po', no? Quelli che si arrogano il diritto di dire io sono nel giusto, quindi ho poca fiducia anche nei leader di destra, ecco Luca, questo vorrei dire, per cui delle volte
sono molto cauto e quindi penso che in una certa misura alcune norme liberali servano. Cosa voglio dire? Voglio dire che io so benissimo, per come vanno le cose, che se noi inaspriamo le pene per le manifestazioni, quello che succederà nella realtà è che i violenti di sinistra un modo lo troveranno per violare la legge e queste restrizioni avranno un effetto nei confronti delle persone oneste che invece magari legittimamente vogliono protestare contro il governo. Io voglio poter scendere in piazza e protestare contro un governo che secondo me fa il male della nazione. Voglio poterlo fare. Non mi piace per niente la destra con le pattine che dice no, tutte le violenze di piazza, no, è colpa di quella destra lì se non si va mai a manifestare, le cose non cambiano e se non ci sono delle azioni concrete vere. Per cui io credo che in qualche modo si debba, Sì, io no, dicevo una volta, hackerare il liberalismo, no? Usarlo per difendere, per rivendicare dei diritti e poi certo far passare un certo tipo di idee, perché altrimenti il rischio che poi si vadano a limitare delle libertà anche per chi quelle libertà le usa a fin di bene. Non so se mi sono assolutamente. spiegato. Assolutamente no, ma infatti io sono completamente d'accordo con te. E la mia disamina, la mia diagnosi anche del problema era proprio puntata a trovare una possibile soluzione strategica. Non sono io quello che dice di mettere al bando gruppi di sinistra o cose del genere, sono proprio quelle persone che criticavo. Cosa voglio dire? Che non basta mettere al bando, perché ovviamente andrà a inasprire quello che è un clima già di violenza. Quello che dicevo io è che bisogna definire bene qual è la nostra parte e quale non è la nostra parte, ok? Più che identificare un nemico, bisogna identificare quale non è il nostro amico. E da questo bisogna partire e usare quell'egemonia culturale, usare quello stesso sistema che ha usato la sinistra negli ultimi decenni per arrivare a commettere, diciamo, obbrobri del genere senza che nessuno effettivamente gli imputi la responsabilità e li faccia anche pagare per quello che ha fatto. E quindi sono d'accordo con te, le manifestazioni ovviamente devono essere diciamo permesse, devono essere tollerate e quello che vuoi, ma ti ripeto, un Alex Pretti o un René Good, beh, loro sì che si sentono dalla parte del giusto. Loro sì che hanno il coraggio di buttarsi sotto una macchina di un agente federale per proteggere letteralmente dei truffatori venuti dalla Somalia che rubano appunto soldi dei contribuenti americani. Un Alex Pretti ha il coraggio di prendere a calci di nuovo un'auto, un fanale di un'auto di un agente federale. Ah, E non queste c'è dubbio, persone tu hai totalmente ragione su questo, cioè questi si sentono investiti dalla luce divina e pensano di poter fare quello che vogliono, di essere al di sopra della legge. hanno ragione, hanno completamente ragione e Certo. gli sta dando ragione anche uno come Trump che insieme a Tom Homan, no, lo zar delle deportazioni, sta adesso ritirando ICE da Minneapolis. E questo è un chiaro messaggio di dire ragazzi, questa cosa qua, a tutti i manifestanti di sinistra, questa cosa qua funziona uccidere la gente, funziona prendere a calci le macchine degli agenti federali e finché noi non abbiamo quella posizione dura e decisa, no? E solida per andare incontro a queste persone, per recuperare anche quel dominio culturale dalla parte nostra, perché ripeto, noi siamo dalla parte di quelli che effettivamente vogliono conservare e vogliono il progresso, ok? I benefici. Sono per le d'accordo nostre. Luca, vorrei sentire su questo Astrid un attimo, perché vorrei chiedere questo. Quando oggi ovviamente cosa succede? C'è una cosa un po' ipocrita che io sopporto poco e che ho già visto con Charlie Kirk. Cioè, io l'ho detto, se Charlie Kirk fosse un politico italiano oggi, dopo 3 dichiarazioni verrebbe sbattuto fuori dalla coalizione di centrodestra a calci nel sedere, trattato peggio di tutti i peggiori. Oggi c'è grande solidarietà, vedo da destra nei confronti di Nemesis, molti che parlano di Quentin e altro. Ti chiedo, normalmente la destra istituzionale vi appoggia, vi aiuta, vi segue, perché non vorrei che poi usassero questa tragedia, no, per il loro tornaconto, poi quando ci sono da fare le battaglie vere si tirano indietro. La destra istituzionale non ci sostiene
tanto perché facciamo comunque paura, perché rimaniamo un gruppo di attivisti e quindi sono sempre molto attenti a cosa fanno, a cosa dicono. Ci sono alcune persone che sono con noi molto più aperte e simpatiche, però non è né la maggioranza né la totalità. Si sta aprendo sempre di più perché hanno anche capito il loro interesse, perché stiamo guadagnando tanto udienza, siamo molto presenti sul terreno e quello che facciamo da 6 anni ormai quasi nessuno lo fa in Francia. Però a sinistra là sono iper stretti. Vediamo che i legami tra questi gruppi antifascisti e la sinistra istituzionale, che là parliamo di gruppi comunque violenti, è sempre stato rivendicato ma anche dalla sinistra istituzionale stessa. Che per esempio Mélenchon, che è il presidente di La France Insoumise, non ha problemi a ringraziare gli antifascisti per il lavoro che svolgono. Là si è trovato in una situazione un po' complicata, però il giorno dopo ha fatto una conferenza in cui diceva che era lui quello che era sempre aggredito e ha anche citato noi spesso con cartelli. Nemesis lo aggredisce durante le conferenze. Se arriviamo con cartelli e paragonare è possibile paragonarlo con un omicidio per gente così. Quindi, come diceva Luca, cioè la sinistra a questo punto riesce a legittimare comportamenti violenti, riesce a sostenerli e a minimizzarli. Cioè, per questo la sinistra si permette oggi che la destra non si permetterebbe mai, ma anche per motivi sicuramente ovvi, di fare, ma la sinistra lì si permette di sostenerli, aiutarli e la giustizia segue spesso, perché la giustizia, come lo sappiamo, spesso non è dalla nostra parte nemmeno questa. Tra l'altro io vorrei anche dire una cosa, ricordiamo che, Astrid appunto fa parte di questo, gruppo, chiamato Nemesis, di femministe di destra, che manda un po' in cortocircuito, no, tutto il panorama di sinistra, perché effettivamente una femminista di destra è quasi impensabile. Ecco, forse da noi addirittura in Italia, ancor meno viene percepito, no, questo binomio. Allora vorrei sentire Benedetta al riguardo, ci ha raggiunto anche lei, e insomma cosa ne pensi, di queste femministe di destra? Tu che sei una donna, ecco, come la vedi? Una donna di destra e attivista anche lei, perché oggi abbiamo un tasso di donne attiviste che non si è mai visto nella destra italiana a ogni livello, credo. Cioè ci sono ragazze giovani come Astrid e Benedetta che fanno politica in tanti modi, in senso lato e ampio, no? Intervengono, Matt, su questo, e sottolineo solo che hai toccato un cortocircuito potente, no? Al di Importante, là della sì. al di là della solita cosa, pensate che sarebbe successo se, non so, un gruppo di attivisti di destra fossero andati a prendersela con delle ragazze di un centro sociale a lei, no? Chissà cosa dicevano. Però è interessante questo punto di vista femminile, Benedetta. Tu dall'Italia questa storia come l'hai vista e come vedi le battaglie di Nemesis? Allora, io conosco molto bene Nemesis e infatti, come avete detto anche voi, crea un cortocircuito veramente importante ed evidente, e anche in Italia io penso che ciò che diceva Astrid si rispecchia nel panorama politico italiano, cioè la destra extraparlamentari, i movimenti di destra sono sempre stati allontanati dalla destra istituzionale, mentre invece a sinistra c'è un legame molto forte ed esplicito. Io faccio un discorso e ragionamento più ampio che anche su Pensiero Verticale, che è il nostro blog, ormai sosteniamo da tempo, cioè che tutto il problema di decadenza dei valori in Europa, questo monopolio del pensiero, questa sudditanza culturale dove noi di cui noi ci additiamo in qualche modo, che noi subiamo, ha due possibili principali soluzioni. Cioè la prima è sicuramente quella di fermare e di non andare oltre, quindi di non consentire la retroguardia, mentre invece l'altra, che potrebbe essere ad esempio la soluzione della remigrazione, mentre invece l'altra di cui nessuno parla è il problema della denatalità.
Cioè, e secondo me siamo noi donne le protagoniste di questa vera e propria rivoluzione. La denatalità in Europa è sintomo di una società che non si ritrova più e non si identifica più nella società in cui vive, e di conseguenza smette di fare figli. E quindi è ovvio che una società che smette di fare figli, che non dà fiducia alle donne e alla famiglia, è una società che perde e che verrà sostituita etnicamente. E quindi il ruolo della donna è cruciale, soprattutto non nelle donne che ci vuole propinare una parte politica sinistroide dell'intelligenza di sinistra, dove devono essere indipendenti, lontani. Questa è la cosa potente di quello che è successo, perché lì, mentre qua succede poco, in quella circostanza sono state delle donne che sono andate a prendere posizione contro su un tema specifico e molto forte, una posizione molto forte che qui molto spesso manca, no? Sono loro che, così come adesso l'hai presa tu questa posizione, la voce delle donne in questo campo si sente un po' meno, si è sentita un po' meno in questi anni, forse anche perché qui c'è un conformismo culturale nelle generazioni più giovani mostruoso. Vedo però, a parte Massimo un po' silente, che è stato giustamente annichilito dalle nostre due virago qui presenti, ma giustamente, perché ormai, come dire, il maschio europeo, adesso Luca mi tirerà delle maledizioni silenziose, però ormai il maschio europeo è in completa decadenza, e quindi di fronte alle donne che combattono così si sente, no, Massimo? No, ma Poi io voglio ho sentire anche Marco. condiviso ogni singola parola, insomma, di quello che avete detto, sono completamente d'accordo. Poi magari tornando dopo sul discorso che faceva Luca, possiamo anche dire che ovviamente, come già stavamo dicendo, la parola "sono dalla parte giusta" è un pericolo da entrambi i lati, ma insomma l'abbiamo già trattato questo argomento, quindi non voglio soffermarmici troppo. Però io direi che abbiamo trattato un tema molto importante, l'egemonia culturale. Però è anche da dire come la abbattiamo questa egemonia culturale, perché qua parlano tutti di egemonia culturale, ma nessuno ci dice concretamente come facciamo a farla fuori. Che Ma attenzione, non c'è, no, sbagliano, non è nata quella dell'egemonia culturale. Mi prendo un secondo per dire questo, che è l'opinione definitiva, perché tanto qui non c'è democrazia. Ovviamente il più vecchio regna, poi do la parola a Matt. Non c'è l'egemonia culturale di sinistra, ragazzi, c'è c'è un'assenza di cultura che è il frutto di una cultura prevalente progressista che ha cancellato e sta gradualmente cancellando, salvo poche sacche di vera resistenza, la cultura europea. E in questo schifo c'è un sistema che prolifera, che è quello dei posti di sinistra, il sistema di potere in Italia della sinistra, ma non c'è un'egemonia culturale nel senso di idee che vanno per la maggiore, che vengono da sinistra. oddio, insomma, cioè io direi che comunque dentro le scuole l'indottrinamento è palese, poi che è Ma verso ragazzi, valori progressivi e nichilisti posso dirti, posso essere dentro le d'accordo. scuole, Però forse era prevalente alla mia generazione l'indottrinamento, ma oggi che no, vuoi... ti assicuro, Ma essendoci scusami, uscito ma da che vuoi poco, indottrinare, Massimo? Ma che vuoi indottrinare? Ma la maggior parte dei tuoi coetanei, cioè io li vedo in giro, non voglio essere appunto, no, hai detto una razzista, cosa ma sacrosanta. non c'è niente da indottrinare, sono Bravo. il nulla È proprio cosmico. questo. In una mente vuota è facilmente indottrinabile. Perché No, una ma mente vuota la riempi con le io invece stronzate che ti propinano. sostengo che noi siamo a un grado successivo, cioè il precedente indottrinamento oggi ha prodotto generazioni per cui non c'è nemmeno bisogno dell'indottrinamento, perché sono il nulla, che è il culmine dell'indottrinamento progressista di tutti gli anni precedenti. Quindi questi qua non c'è nessuna egemonia da sradicare, c'è un vuoto che è stato riempito da questo magma progressista, liberal progressista, a cui bisogna opporsi in modo molto creativo e molto forte, come non arrivando al governo e cambiando le cose, perché tanto non è possibile in questa fase, ma secondo me coltivando delle sacche molto forti di resistenza e di opposizione, ripeto, creativa, cioè producendo cose, contenuti, arte, letteratura, musica, tutto quello che è realmente alternativo non alla sinistra che è morta, ma a questo conformismo, questa pappetta conformistica dominante. Finita la mia trombonesca, come dire, intemerata, del resto sono come sempre qui dentro il più vecchio, maledetti voi. Matt,
secondo per anzianità. Io vorrei chiedere più che altro ad Astrid, tornando seri sulla questione, perché sai Francesco, io, come diciamo, primo attivista influencer che dibatte di questi temi tutti i giorni, ecco quando, giro per strada magari a Bologna, in una città insomma di cui conosciamo bene il colore, ecco non è che io abbia mai avuto troppa paura, non ho paura di girare per strada consapevole delle mie idee, consapevole che ci può essere qualcuno che sicuramente non le condivide. Ecco, però forse dopo tutti questi eventi, a partire da Charlie Kirk, arrivando ad oggi con quello che è Ti stai successo. offrendo come guardia del corpo di Astrid? No, più che altro io stavo, insomma, non vorrei fare il martire, ecco. Io No, volevo beh, che dire ti stavi questo. offrendo, ci sono modi più garbati. Se le stai chiedendo se ha timore di girare per strada, glielo chiediamo. No, ecco, più che altro come attiviste avete paura effettivamente, avendo vissuto questo episodio, a tornare di nuovo in strada? E alors, dovete sapere che il giorno della morte di Charlie Kirk facevamo un'azione a Parigi. Un'azione in cui, ancora una volta, ci sono state tante violenze. E noi è vero che sappiamo che c'è violenza, che lo denunciamo e che ne parliamo perché vogliamo veramente che le ragazze, ma anche i ragazzi possono parlare senza rischiare di finire all'ospedale o morti, come il caso di Quentin. E dopo la morte di Charlie Kirk, quindi che era lo stesso giorno di questa azione, abbiamo iniziato a ricevere tante minacce che dicevano chi sono le prossime sulle Nemesis, chi sono le prossime a Discord, chi sono le prossime, e quindi ricevevamo un sacco di messaggi, e lì è vero che per quanto possiamo essere abbastanza sicuri di noi, perché ci diciamo che comunque è una società un po' evoluta, lì abbiamo iniziato a porci veramente la domanda perché eravamo proprio mirati, c'era quasi una freccia su di noi. Noi sappiamo che siamo a rischio. Dopo la morte di Quentin abbiamo anche deciso per le azioni future di prendere servizio d'ordine privato delle aziende. Costano tanto, però non possiamo mettere ragazzi in questa situazione o altri ragazzi che vogliono solo proteggerci. Quindi già è difficile per noi uscire. Allora, io sto messa molto meglio di altri, però per esempio Alice uscire nella strada per lei è difficile. Si sposta pochissimo in mezzi ormai, mentre prima ci stava sempre. Mette sempre un cappello, sceglie dove va, ci sono quartieri dove non va. Quindi sì, la nostra vita è anche condizionata da questo, perché siamo facili da battere, tra virgolette, rimaniamo ragazze, spesso quando giriamo o siamo da soli o siamo con un'amica, quindi sì, è una domanda che ci poniamo. Come sarà il futuro non lo so, ne parlavamo con Alice poco fa, forse lei dovrebbe chiedere almeno la protezione della polizia, cioè arriviamo a queste domande, riceviamo così tante minacce serie che arrivano anche magari a casa dei nostri genitori, cioè per renderci conto, cioè che magari hanno trovato l'indirizzo che è in un altro posto di Francia. Chiarissimo il tuo punto, Astrid, capisco molto bene il timore. Ora siamo arrivati però alla fine di questa puntata, vorrei però anche un po' sdrammatizzare, e visto che abbiamo parlato anche di femministe di destra, io voglio porre una domanda alle nostre femministe di destra: ma le femministe di destra, al contrario, insomma, di quelle più agguerrite di estrema sinistra, si radono i peli sotto l'ascelle? Sì, che domanda è? Domanda super trash, ma la chiudiamo qui perché vedo Francesco che si è messo una mano sulla. Io spero che Luca possieda un'arma in questo momento. Perché Così. Ma che te ne frega? A parte che ero genuinamente curioso per stilare una perché statistica. tu sei in ecco. favore o contro? No, adesso lo Siamo dici. femministe e femminile, questo ti dico. Il femminismo non vuol dire essere trascurato. Ecco, questa mi sembra una risposta molto chiara. Beh, Perché- per rispondere. Prego, Sì, Francesco? No, rispondi. Voglio sentire come rispondi. No, io per rispondere sono completamente indifferente, anche perché sono di una vecchia generazione ormai, credo di essere più vicino alla tua, no, Francesco? Quindi, insomma, se una donna ha anche dei peli, non è che succede niente. Ah, quindi attenzione. Questa è uno No, scoop. no, voglio dire, mi è indifferente, sia che ce li abbia che non ce li abbia.
cioè, basta che respiri, dici tu. Ma no, Esatto, dico non che ci crede comunque nessuno rimane che è indifferente. dico che comunque rimane se una donna è bella, è una donna bella sempre, ecco. Vabbè, certo, se è Sì, Bigfoot, e- no, però. Adesso stiamo per entrare in una cosa di perversioni, non so cosa volesse dire Quindi non Benedetta. possiamo Facciamo dire a Benedetta anche lei per parità la sua cosa finale, non so e se poi Luca vuole chiudiamo. esprimersi un secondo, abbiamo proprio pochi istanti. Ma no, Benedetta, è una retorica a cui non crede nessuno, quella di Matt. È ovvio che le donne devono essere sempre impeccabili, quindi sono assolutamente d'accordo con Astrid. Luca, vuoi dire ti prego salva questa discussione? Concordo e no peli, grazie. Ah, ok, va bene, ragazzi. Potevamo fare meglio, ma anche oggi abbiamo perso l'occasione per non scadere nel torbido, però la cittadella è anche questo, cerchiamo di salvare le sorti di questo Occidente, delle volte ci riusciamo, delle volte no, come in questa parte finale di trasmissione, però grazie a tutti di averci ascoltato. Grazie ai Ma nostri torniamo- ospiti. Magari facciamo un Grazie mille. sondaggio, se qualcuno vuole scriverci e dirci le sue preferenze su questo tema, non lo faccia. Grazie, alla prossima. Un saluto. Alla prossima. Arrivederci. Stai ascoltando Radio Libertà.